Presidente, questo tipo di accordo che benefici trarrà la Regione Friuli Venezia Giulia? Beh, intanto si dà concretezza alle relazioni che abbiamo costruito con la visita di gennaio, concretezza importante, come veniva ricordato anche dal Vice Ministro. Ci sono dei rapporti che in qualche modo si erano consolidati nel passato anche grazie alla presenza di scienziati e di studenti che vengono dall'Iran e che hanno studiato a Trieste. Ora siamo in grado di mettere insieme, connettere quelle esperienze con un accordo concreto. E quindi molto importante per le aree di ricerca e per le università dell'intera regione, perché vuol dire che scelgono noi come partner in alcuni progetti di straordinaria importanza, a partire da quello di elettrasincrotrone. Vi aspettavate questa concretezza in così poco tempo? Ma io veramente devo ringraziare il Vice Ministro per l'esperienza e l'accoglienza che abbiamo avuto a Teheran, perché devo dire che sono stati forse loro ancora più determinati di noi a dare immediatamente attuazione a degli impegni che ci siamo assunti in quella sede e che già adesso, a distanza di pochissimo tempo, iniziano ad avere una concretezza importante. Ricordo ad esempio che oltre a questo accordo il commissario dell'autorità portuale di Trieste è già tornato in Iran e ha già concretizzato anche il secondo dei più importanti Memorandum of Understanding che allora avevamo sottoscritto. E io mi auguro che ulteriore spinta verrà dalla visita che il Presidente Renzi farà ad aprile in Iran. Actually, we believe that the science diplomacy is of great importance in the world. Credo molto nell'importanza della diplomazia scientifica per l'Italia a livello mondiale, dunque credo anche nell'importanza di questa diplomazia scientifica per il nostro rapporto con l'Italia e con l'Europa. Questo accordo apre quella che era una collaborazione chiusa a livello tecnologico e scientifico, soprattutto nel settore dell'accelerazione e della fisica. La fisica, che ricordiamo, è per sua natura multidisciplinare e quindi come dire, ha un'ampia portata. Questo accordo è dunque estremamente importante sia per noi che per voi. Very important for us and Italy. Actually, yeah, we had close relation with ICTP. Il nostro rapporto con Trieste è un rapporto che passa attraverso l'ICTP e anche la vocazione scientifica di questa città. Abbiamo scelto Elettra anche per il suo rapporto molto stretto con l'ICTP, perché ciò ci ha agevolato le relazioni, perché questa istituzione appunto ha questa grossa capacità relazionale che noi abbiamo colto e sfruttato. Connected together, the international relation and capacity that this place has facilitate our scientific relation. Art and archaeology and historical heritages, and also for the language or any other fields, we are ready to have close collaboration both from Una cosa che questa collaborazione ci teneva a sottolineare è improntata alla reciprocità. Ci sono anche tanti altri ambiti in cui si può collaborare, come l'arte, l'architettura, i beni storici, anche la lingua. Questa è un'apertura di ampio respiro, anche e soprattutto in ambito universitario. Ci sono già altre università italiane che hanno dei progetti comuni con noi e noi siamo disposti ad estendere questa collaborazione, però appunto sempre all'insegna della reciprocità siamo anche disposti ad offrire per esempio borse di studio a studenti italiani che vogliono approfondire le loro conoscenze o anche svolgere dei corsi postdoc in Iran. Students and to postdocs or academics to come to Iran also to have the research in the field of the interest. As I mentioned, it is a very influential diplomacy. Come avevo già detto prima, io credo profondamente in questa diplomazia scientifica, una diplomazia che porta alla pace e alla conoscenza, alla cultura e alla conoscenza reciproca. È anche una diplomazia che, diversamente da quella tradizionale, porta subito anche dei risultati molto concreti e dunque credo veramente che la diplomazia scientifica sia uno strumento per la crescita e per la pace. Reach any active results. So with this diplomacy, we believe that go through and go forward. As also I mentioned during my talk here, come avevo già detto anche nel mio discorso, nonostante gli anni bui delle sanzioni, comunque anche in quegli anni abbiamo mantenuto rapporti di collaborazione con l'ICTP. due to this diplomacy.